invece le cose non stanno così, noi abbiamo molti elementi per poter dire che l'iniziativa avviata dal Consiglio europeo è un'iniziativa molto positiva, perché permetterà alla Commissione di sostenere in maniera concreta i nostri produttori agricoli, cioè modificando i regimi di ritiro dei prodotti, e quindi faremo provvedimenti di emergenza, e questo ci permetterà di affrontare la nostra emergenza, però poi stiamo lavorando a provvedimenti di carattere strutturale. Questo governo ha lavorato in maniera molto seria e molto impegnata per cambiare il corso dell'agricoltura siciliana e nazionale. Abbiamo lavorato alla riduzione dell'IRAP, abbiamo lavorato alla riduzione dell'IMU, ma soprattutto abbiamo lavorato in maniera che le nostre imprese possano finalmente diventare imprese moderne, competitive, che sappiano aggregare l'offerta, che abbiano più facilità di accesso al credito, che possano investire sulla ricerca e l'innovazione. Quindi ci sono molti luoghi comuni, per esempio